Abbiamo cambiato idea, adesso si continua, si va al castello di Pinzano. Ci sono le caprette che abbiamo visto l'altra volta, saliamo dalla seconda entrata e poi scenderemo dalla prima, così è più facile, e vediamo anche le... Siamo già entrati noi di qua. Sì, la prima volta che ti ho portato che con sono me. venuta anch'io. Sì, devi tirare su questo. E ritorniamo a Pinzano con le mie amiche Isotta di Isabella di Isotta Rap e la mia socia Daniela. Io rifletto molto, Come? riflessioni sulle entità paranormali, Eh, perché io rifletto molto sei mentale? e poi non vado da nessuna parte. Ma no, perché? Questa praticamente sarebbe il sentiero da cui dovrebbe essere scappata la figlia adottiva dei Pinzano. Qui la leggenda dice che una donna, a parte che si uccisero tra di loro, quella è storia, non è leggenda, che una donna che è povera, che stava scappando non so da dove, si rifugiò di notte sui ruderi e mentre stava dormendo, stava cercando di riposare, si palesò davanti un cavaliere in armatura che combatteva contro un leone. Presa da spavento, scappò giù verso il tagliamento, lì, Sì. praticamente, Che meraviglia. e guarda lì, guarda il castello di Ragogna, Sì. e quello laggiù, e quella è la chiesa famosa dove sono tutti quelli EVP, e praticamente andò verso il tagliamento dove la consolarono le ninfe del mare, del fiume. E mentre cercavano di tranquillizzarla e tutto, il loro scopo in realtà era quello di annegarla. Cercarono di annegarla. Lei, terrorizzata, cominciò a pregare tutti i santi, le madonne, quello che c'erano, e queste ninfe sparirono e riuscì a scappare. Questa è la leggenda che eleggia qui. Poi ce n'è un'altra che dice che in questo castello sono stati nascosti tesori dei Pinzano che non sono mai stati ritrovati, almeno così dice la leggenda. Per non farglieli prendere ai loro nemici li hanno murati, sotterrati da qualche parte. Alcuni dicono che sono stati trovati nelle prigioni, nei soffitti delle prigioni. No, si riesce proprio a vedere. Visto che c'è la nuvola? Sì, l'avevo visto. Come una nebbiolina. Speriamo che lo prende la telecamera, perché è proprio bello. Com'è? Muore di pelati. Eh sì, perché è un gregge abbastanza grande, almeno da quello che ho visto, però non sono riuscita a vedere se l'ho ripreso. Guarda che paesaggi. Guarda che vedi. Sì. Nel portale qua, questo poi con gli anni è diventato un tribunale. Ah sì? Questa parte qui, sì. Questa è l'ultima parte, nel 1800 ancora andava. Era ancora su, che poi è andato giù con i vari terremoti che ci sono stati. Ma che meraviglia. Meraviglia, sì, guarda. Non sembrano foto, Sì. Una cartolina. Questa doveva essere la chiesa che poi è diventata tribunale. Su quello lì per terra ci siamo sedute io e la Francesca, abbiamo fatto la sessione
Colori che ci sono oggi, ragazzi. Ah, guarda, è una meraviglia. Guarda qua con quelle nuvole in basse sull'orizzonte. Spettacolare, veramente, guarda che Sì, è una meraviglia. spettacolo della natura, veramente. Meritava venire su. Meraviglie, tutte le meraviglie. Qua c'era un tavolino in centro e noi ci eravamo appoggiati qua a fare la sessione. Guarda qua su. Forse io che vedo sempre volti dappertutto. E sei tu che Guarda sei... questo legno che c'ha il nasino, il sorriso, i due occhietti. È vero, hai ragione. È vero, no? Ma vedrai anche nell'altra che ti ho detto che c'era. Qua c'è il È stato tagliamento. tolto il tavolino, ma comunque Tolto il tavolino, è rimasta solo la panca. Però il tavolino, vedi, l'hanno messo lì che lo tengono chiuso perché altrimenti ci vanno le capre. Ecco, in teoria il tesoro dovrebbe essere stato nascosto. Dov'è? Su quella zona lì, qua. Qui sono le prigioni. Qua erano le prigioni. immagini dappertutto. Sì, sì. Ci sono i piccoli. Bara, che spettacolo. Sì, perché proprio quella parte lì, Che ti devi dire, se no? è che devi dire, guarda che belle le montagne. Cioè, questi si godevano sta bellezza tutti i giorni, vivevano in mezzo a questo. Cioè, renditi conto. Ok, ragazzi, siamo arrivati su Pinzano, come avete visto dal video, e facciamo una sessione anche qua. Oggi ci siamo date la pazza gioia, visto che non ci vediamo tutti i giorni con la Isabella, gli abbiamo fatto provare il brivido anche di Pinzano, che è vicino dove siamo stati. Allora io mi metto qua al centro così Ce la fai? Sì, Vuoi sì, ce la sederti faccio. con No, no, se no, no, che vi ho puntate bene, mettetevi lì. ok. Io mi metto qua, guarda come i veri. No, che dopo non ti alzi dopo più non mi su. alzo più. E adesso iniziamo a fare una sessione di Spirit Box e vediamo cosa viene fuori. L'altra volta era venuto il mondo, adesso vediamo se ci abbandonano o si sentono. Allora, mi metto qua vicino perché altrimenti, oppure che non si sente, c'è il vento. Adesso comincia a venire freschetto, ragazzi. Sì, per quello ho detto facciamo veloci e andiamo. Che le temperature stanno scendendo. Che ora è adesso? Non so. 4 più o meno. Ok. C'è qualcuno qui? Mi rispondete per favore? Vi ricordate di me che siamo già state qua io e la Daniela? Eravamo venute qua per vedervi la prima volta. Mi rispondete per favore? Mi dite i vostri nomi? Ma io voglio sapere, questo cavaliere che combatteva con il leone esiste? Posso parlare con lui? Ma sei tu? Mi dici perché combatti con il leone? Cosa significa? Che simbolismo è? Prima di
rispondermi, vai a toccare i K2 che sono gli strumenti con la lucina verde che hanno in mano una l'Isabella e l'altro la Daniela. Poi rispondimi, per favore. No, lì non lo prende proprio, deve tenerlo davanti di te. Mettilo davanti così, esatto. Stiamo ridendo. Toccatelo per piacere, non ridere, toccalo, va a toccare quello strumento. Ridi perché Isabella non capiva. Dai che ci divertiamo insieme. Isabella può fare una domanda. Daniela. La Daniela può fare la domanda. La Daniela sì adesso. Urla. Stata qua, venuto qua con la linea. Si è acceso. Ancora. Ma hai messo in cosa? Si è acceso. Non più adesso. Non si accendeva più, non più. Ecco, mettilo di là, brava. Guarda, sono vicini. Che è anche più metti, puoi mettere vicini, non interferiscono uno con l'altro. Accendili tutti e due, sono vicini. Accendili tutti e due, guarda, sei anche facile. Accendilo se eri tu che chiedevi di lei. Che stile? Cosa vuol dire? Abbiamo stile? Ma lo sappiamo. Isabella può farti una domanda? Cioè, è una roba pazzesca, io ho le mani scongelate e resto suicidando. Sì, è gradito, mi fa vedere. Vai, mi pare. Urla. Ci sono folletti qui, ha detto? Sì, anche. Il cioccolatino l'ha messo nel posto giusto per i folletti? Rispondete, per favore. Ma possiamo parlare con un folletto? Perché? No. Sai parlare con un folletto? Veloce che stiamo morendo di freddo se vogliamo andare via, Ma voi siete spiriti, anime,
dal Medioevo o quelli che sono rimasti dalla seconda guerra o dalla prima guerra mondiale? Io so che qua c'erano state messe delle batterie di guerra. Ci voglio fare anche qua. Allora siete della guerra voi? Ok, adesso va meglio. Ragazzi, io però o voi parlate perché noi qua siamo veramente tanto freddo, non ce la facciamo. Vi salutiamo, cosa dici? Oh, io sinceramente non ce la faccio più, chiudiamo. Grazie. Facciamo un attimo di Grazie silenzio comunque, per sì. vedere se prendiamo un po' di EVP. Grazie per aver risposto ad alcune cose. Chiudiamola qua perché veramente inizia a fare Grazie. troppo freddo. Ci prendiamo una... Non si può. No, abbiamo un'altra mezz'ora. 2 minuti di silenzio. Fermi, immobili e zitte. Oh, comunque adesso noi scendiamo, ho acceso la telecamera, adesso scendiamo dalla parte più facile, quindi questa solo è la parte un pochino così. Ciao Elfi, ciao Folletti e ciao, entità. Grazie a tutti, grazie. Vi portiamo nel cuore sempre, tutti quanti. A me è piaciuta, è stata una bella giornata, ve lo dico. Poi è stato anche piacevole passarla insieme a voi, per cui... Per me. Io imposto la mia presenza. Ma non è vero. Non dovevate venire qua. Ma no, guarda che... no, invece no. noi ci piacciono le cose spontanee, quando non organizzi, perché noi siamo così, in tutte le cose che abbiamo fatto finora, senza organizzare ci prende non il matto. Ci salta e Prende facciamo. l'input e andiamo. E facciamo. La stessa cosa quando facciamo esperimenti, quando... Non a è una gli programmato viene... niente, era venuta lì quel giorno, dai che mangiamo un boccone, oh ti va, sì dai che facciamo, Noi facciamo così senza sempre. difatti anche perché se no ti prepari uno sfondo, ti prepari Non qualcosa, ti abbiamo prepari, preparato niente. cioè preparavi le cose, abbiamo dovuto mettere, c'era una giornata di sole, e abbiamo dovuto mettere, fai conto, un telo davanti alla porta, erano tutte le persiane tirate giù, finestre tirate giù, Vero. tutte in silenzio. E c'era un sole terribile, abbiamo dovuto mettere perfino un telo appunto sulla porta perché c'ho la porta con un po' di vetro perché se no rischiava di venire dentro troppa luce. Ti dico così, ho organizzato il momento, via, vai, prova. Devo chiedere una cosa, Daniela. Dimmi. Tu nel video che hai messo a domenica, Sì, quello della metavisione. della metavisione, Sì. hai detto quando sei uscita, diciamo, non so, dalla France, non so cosa No, dalla connessione. dalla tutto lì, connessione, stavo- scusami. sì. Ecco. Hai detto che hai visto anche Gesù. Sì.
Cosa hai visto? Ho visto il suo volto e ci ho parlato. Nell'immagine, se tu vedi, Camminate avanti. c'è l'immagine in quel momento lì che ho detto quella roba lì, quando l'ho detta che l'ho visto, c'è un'immagine, tu adesso vai quando prenderai il video in mano, vedi l'immagine con la barba, cioè noi abbiamo detto tutte e due, questo Sì. è Gesù. Proprio i capelli e vedi l'immagine con la barba, un volto è messo così, un po' del greco. Ah, quello? Sì. E per me era lui, cioè assomiglia io l'ho visto, Io poi a un pensavo certo che- vabbè, punto tu hai io mi detto- sono rivista dopo, perché io essendo in connessione non sapevo. Quando mi sono rivista, che naturalmente il video è andato avanti, dopodiché lei è stato analizzato e abbiamo cercato i volti, che qualcuno ci ha detto che ne abbiamo lasciati tanti andare, ma anche perché io ho detto alla linea, io voglio che segnali solo dove, perché lei sinceramente ne ha voluti mettere di più che io non volevo. Io ho detto voglio che mi segnali solo quelle che sembrano vere e proprie foto, ok? E lei ne ha voluti mettere, vabbè, ho detto vabbè, prendi quello che vuoi, ok? Ma io mi ricordo che mi sono rivista e ho detto alla linea quando ho finito di fare questa connessione con lei, che ho detto io so che ho visto degli angeli e ho danzato con loro. Nel video mi sono vista che sorridevo e mi muovevo. Non so se vedi che mi muovo. Nel momento in cui mi muovo e sorrido, tu vedi che ci sono sti esserini che stanno danzando attorno perché io ero abbracciata a questi angioletti e stavo danzando. E vedi sti esserini proprio dentro il video, sono venuti nel fuori fumo. sti esserini con le gambine nel fumo che erano tutti abbracciati così perché ero abbracciata a loro e si stava danzando. Ma io quando faccio Reiki, io tantissime volte quando mi connetto, io ho l'immagine di Gesù che mi... Ma quella sta, ma non ci sono più le capre. Non le sento più. Ma staranno giù di qua. Sempre questa immagine di luce che mi porta praticamente, io ce l'ho spessissimo questa immagine di lui. Tu non credi o non credi? Ma io non sono mica praticante, sai, io credo in un'energia, io credo in un'energia, credo in un qualcosa di forte, ma non è detto che chiami, ma comunque Gesù è una persona che è esistita. Questo non c'entra il fatto di dire c'è uno che lo chiama, questa energia potente che la chiama Dio, io la chiamo energia universale, perché io sono cattolica, ok, ma io non sono praticante, non sono, cioè capisci? E non è che sia la Non sei bigotta, cattolica. che tu dici sei bigotta, no? E ti vedi sta immagine. Che esiste Gesù. Cioè, tu Beh, sai- Gesù è una figura di una persona che è esistita, anzi, sì. E la Madonna? L'hai mai vista? Mi è capitato in una meditazione che ho fatto, che Giuseppe stava facendo Sì? una sera, adesso non ricordo che meditazione era, con dei raggi e io ho visto l'immagine di questa Madonna. Però normalmente quando faccio Reiki non mi appare lei, no, questo no. E io ti dico non sono una bigotta che frequento niente, cioè proprio la mia idea di energia universale, perché comunque esiste questa energia. Abbiamo finito anche Pinzano. Sì, Pinzano, anche il castello di Certo. Pinzano. Non abbiamo fatto granché perché è troppo freddo, siamo No, andate adesso via. fa freddo. Siamo arrivate all'uscita, adesso prendiamo l'auto, andiamo via. Vi salutiamo un'ultima volta e ci vediamo su YouTube. Certo che sì. Ciao ragazzi! Da di Zotta Rap. Ciao anche da me, se mi vedete non lo so, ciao ciao. Ecco Che qua. con Lina abbiamo l'esoterico per Fogaia. Ok. Ciao ragazzi! Ciao belli, ciao.